Abbiamo deciso di prendere i due protocolli già siglati dalle prefetture di Padova e di Venezia con le associazioni di categoria, perché li abbiamo considerati molto pratici, molto operativi, e ne vogliamo scrivere uno che valga su tutto il territorio regionale. Lotta alla contraffazione, è pronto a partire il protocollo d'intesa regionale. Sarà operativo già dall'inizio del prossimo mese. Controlli, vigilanza e presidio territoriale saranno coordinati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ecco che le forze dell'ordine e le istituzioni non si muoveranno singolarmente, ma in sinergia. Il patto, condiviso tra le prefetture e Unioncamere, mette in rete i comuni, le camere di commercio, le associazioni di categoria e dei consumatori, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l'Agenzia delle Dogane, le Questure, oltre all'università, i sindacati, l'INAIL e l'INPS. La contraffazione è una piaga per le aziende venete, per i lavoratori veneti, riguarda i consumatori che devono essere più responsabili, ma questo deve avere a che fare anche con controlli poderosi, e gli unici che possono governare il mondo dei controlli sono le prefetture. Un percorso che inizia già dal luglio del 2013 con il primo tavolo sul tema. Il protocollo, già sperimentato a livello locale nella città di Padova, ha portato buoni risultati. Senza non sarebbe stato possibile il sequestro di un'ingente quantità di prodotti contraffatti al Ciana Ingros. Il fenomeno è un freno dello sviluppo economico. A livello nazionale provoca un danno all'erario di 4,6 miliardi di euro, una perdita di 110.000 posti di lavoro all'anno e un giro d'affari illegale da quasi 7 miliardi. In questo contesto si inserisce il Veneto, motore del paese, con 146 miliardi di euro di PIL. Nel mese di agosto, grazie all'operazione Spiagge Sicure, solo a Venezia sono stati più di 230 i sequestri.